Oggi tratteremo dei cognomi di mestiere, sono diffusissimi anche questo, e dovete pensare che in quelli che erano i piccoli villaggi medievali, perché a questo ci stiamo riferendo noi, che hanno dato origine ai cognomi, erano quasi tutti contadini, c'era qualche artigiano. Non mancava mai il fabbro. Fabbro quindi ha dato il cognome Favero, del Favero, nel nord del Bellunese Fauro, e esiste anche, è tuttora presente, la forma notarile in latino De Fabris. Fabbro in assoluto è il cognome più diffuso anche in tutto il resto dell'Europa, perché in Piemonte e Liguria fa Ferrer, Ferrari, centro Italia fa Ferraio Magnani, ma in Germania e Austria fa Schmidt, in Inghilterra fa Smith e in Spagna fa Herrero, quindi è un cognome diffusissimo perché fabbri c'erano per forza di cose in ogni paese, anche piccolo. Un altro cognome da mestiere che è diffusissimo, perché ce n'era anche lì uno ogni paese, è il sarto, che da noi è sartor, ma anche sartorelle, sartoretti, o addirittura eternizzato in sarto, sarti, e era un cognome diffusissimo. Diffuso era anche il maniscalco, perché tutti gli animali venivano ferrati, sia gli equini che i bovini, e in dialetto maniscalco si dice marescalc, per cui il cognome è Marescalchi, è un cognome abbastanza diffuso nel Veneto. Questi erano quelli che si trovavano dappertutto, e altrettanto dappertutto si trovavano mugnai, perché tutti i cereali dovevano essere macinati, e quindi i vari muner, che poi viene italiazzato in Munaro, Munari, oppure Moliner, in Molinaro, Molinari, perché sono, come dicevo in origine, esistono tutte le forme, sia quelle dialettali che quelle culte, fino ad arrivare all'italiano. Ci sono tantissimi altri cognomi di mestiere, c'è Pegoraro per esempio, che è un cognome tipico, Pegorer, che poi nei nostri dialetti fa Feder, per cui ne trovate sia nel bellunese sia nell'alta trevisana, ma c'è Ortolan, c'è poi cognomi anche più tipici delle città, quindi perché questi esistevano solo nelle città, per cui c'è speziari, che sono i farmacisti, ci sono i del Menego, ci sono i dell'Oste, c'è tutta una categoria, ci sono varie categorie, più rare perché si trovano solo nelle città e non ovunque.